I ragazzi del collettivo ZTL di Treviso hanno occupato l'ex Telecom, un'area dismessa dietro la stazione ferroviaria. Ci avevano provato già lo scorso dicembre, ma poi erano stati sgomberati dalla polizia. L'allora candidato sindaco, oggi primo cittadino Giovanni Manildo, all'epoca aveva sostenuto le loro richieste. Ora però, dopo mesi di trattative, la luna di miele con la nuova amministrazione comunale sembra ormai essere venuta meno. Rapporti tesi con timidi tentativi di mediazione, almeno fino a quando si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il sindaco di Treviso parla di fiducia tradita. Con il collettivo ZTL era stato avviato un dialogo. Invece, dopo mesi di trattativa, l'area dei magazzini ex Telecom, dopo lo sgombero avvenuto lo scorso gennaio, è stata occupata nuovamente e ancora abusivamente. Ci aspettavamo una risposta ad un dialogo già iniziato. L'occupazione ci ha molto colpito e devo dire anche amareggiato. Il collettivo si difende, i giovani cercano spazi, dall'amministrazione invece nessuna proposta concreta. Siamo ben consapevoli che l'amministrazione è cambiata, però ci accorgiamo anche che questo non significa un cambiamento da parte della città di Treviso, per cui le problematiche rimangono uguali. Intanto i ragazzi, dopo il blitz che ha abbattuto il muro di mattoni che isolava l'area, hanno sistemato il giardino e la zona interna al capannone. Qui già da mercoledì ci sarà un festival autogestito con musica e workshop. Mezza settimana, da mercoledì fino a domenica, di incontri, dibattiti, anche concerti, presentazioni di libri e laboratori di design atti alla ricostruzione di panchine che verranno poi riallestite all'interno del centro città.